Buonasera e bentrovati con il nostro appuntamento dedicato allo sport. Lo spazio è sulla web tv www.venetoglobe.com, lo spazio si chiama per l'appunto Veneto Globe Sport. Ci siamo anche sul canale 813 per quanto riguarda la provincia di Belluno in questo periodo, poi nell'attesa di coprire un po' tutto il Veneto sempre con il nostro canale 813 del digitale terrestre. In onda ci trovate regolarmente alle 19:30, in replica registrata alle 23:30, poi naturalmente sui social troverete tutte le nostre applicazioni e tutte le nostre possibilità di riscoprirci, di rivederci quando vorrete durante la giornata. In corso della giornata per l'appunto. Allora cambiamo e andiamo subito alla prima notizia perché abbiamo la Formula 1, che continua a parlare naturalmente della grave situazione di salute di Sergio Marchionne, ma continua ad andare avanti nonostante tutto, no? Un'eredità enorme, dicevamo, da raccogliere, e domenica si gira sul circuito di Budapest, sul circuito ungherese di Hungaroring, si correrà questo Gran Premio di Ungheria, è la 12ª gara di campionato su 21 prove. Il calcio adesso con la nazionale Under 19 che si è riposata in questi giorni in attesa proprio della semifinale, una semifinale piuttosto importante, affronterà la Francia e sarà la rivincita, così si dice, del 2016. È un appuntamento importante per aver raggiunto semifinali in queste Under 19, ma anche per aver raggiunto e preso il pass per i prossimi mondiali della stagione. Si giocherà alle ore 18 e si giocherà a Vasa, sempre in Finlandia. Il primo servizio di oggi è con il presidente regionale Giuseppe Ruzza della FIGC, della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ne abbiamo approfittato, visto che il presidente era presente l'altra sera al Barco di Pieve di Soligo per la presentazione della compagine dell'Eclisse Careni Pievigina. Con lui abbiamo scambiato 4 chiacchiere per vedere e anticipare un po' quelli che saranno i motivi principali e fondamentali della nuova stagione agonistica. Giuseppe Ruzza. E allora inizia un altro campionato, inizia un'altra stagione, non è mai finita. L'hai detto tu, sembra che non sia mai finita. Oggi scadevano le iscrizioni, quindi io sono appena uscito dal comitato perché sei là, speri sempre che vada bene, con telefonata dell'ultimo momento perché siamo italiani. Io pago l'assicurazione l'ultimo giorno, le società pagano l'iscrizione l'ultimo giorno con tutti i rischi che questo comporta. Qua non è difficile nel Trevigiano venire, io so che quando vengo a presenziare a una festa, a una cerimonia di qualche società nel Trevigiano sto sempre bene e voi sapete perché. Poi il Treviso è la culla del calcio. Vediamo quest'anno, insomma, ci ha fatto grandi anche come comitato senza avere alcun merito, con la vittoria del Giorgione negli allievi e della Liventina nei giovanili. È stata una giornata stupenda, credo, per il calcio veneto, ma soprattutto per il calcio trevigiano. Beh, quello di eccellenza sarà un grandissimo campionato anche quest'anno. Per la Serie D? Adesso aspetteremo per l'eccellenza se ci sarà un'altra nobile decaduta che è il Mestre. Se l'autorizzano al declassamento credo di sì, perché non è il passaggio, no, non è un passaggio a una categoria superiore che quindi noi diciamo sempre di no quando qualcuno deve passare non per meriti ma per fatti politici o regolamentari alla categoria superiore. Loro sono declassati, vediamo. Quindi sarà un bel campionato quel Treviso che ho sentito credo 8 volte stamattina e oggi pomeriggio, ben agguerrito. Per la Serie D sono le solite, ha vinto la Virtus Vecomp, eccezionale l'anno scorso, insomma, una squadra così di un quartiere di Verona professionista, e ha fatto benissimo anche quel settore giovanile. Non so, vediamo sto Campodarsi se una volta se riesce a sfondare questa barriera che non riesce mai a sfondare. Però anche la Serie D è sicuramente. E poi ci sono le 2 appena promosse, che San Donà di Piave, il Cartigliano. Vediamo poi anche se verrà ripescato il Montebelluna, ma credo sicuro al 1000% quello, essendo prima in classifica. Vediamo se verrà ripescata il Villafranca, così libera dei posti anche
per altri che aspirano ad entrare nell'eccellenza. Insomma. È un po' movimentata. È un po' movimentato, Presidente. Bene, io le auguro una buona estate, un buon finire di estate e poi ci rivedremo sui campi da gioco. Vi auguro tutto il bene possibile e soprattutto buon lavoro, grazie. In bocca al lupo e buon lavoro quindi a Giuseppe Ruzza, da adesso in poi insomma non mancherà presentazioni e naturalmente il via nei vari campionati. Abbiamo detto poco fa che al lavoro c'è già una formazione ed è il Montebelluna di Checco Feltrin che sui campi di via Biagi sta muovendo i suoi primi passi per la stagione 2018-2019, ha accasato un altro giocatore, una punta importante di peso che potrebbe dare peso, scusate la ripetizione, appunto al reparto offensivo di Feltrin. Era un po' quello che si cercava, anche se il presidente è ancora alla ricerca anche di un centrocampista da mettere in mezzo al campo. Oggi prende il via la stagione anche del Giorgione a Castelfranco Veneto, la presentazione, consegna degli indumenti, si comincia a sgambettare agli ordini del tecnico Perrone, il nuovo tecnico che è arrivato appunto al Giorgione a Castelfranco Veneto. Poi tutto rimandato al 30 di luglio, quando si ritroveranno Liventina, Treviso e Vittorio Veneto. Poi toccherà all'Eclisse il 31, ma solo con visite e test, per poi riprendere il 6 agosto. A proposito di Eclisse Carini Pivigina, ne abbiamo parlato dettagliatamente, avete visto anche le immagini della cena l'altra sera al Barco, e allora ritorniamoci al Barco con il presidente Mario Piovesana, con cui abbiamo fatto un po' il punto di questa nuova situazione e soprattutto della sua nuova presidenza. Siamo con Mario Piovesana, nuovo presidente dell'Eclisse Carini Pivigina. Intanto, presidente, complimenti. Grazie molte. Allora, come nasce questa sua presidenza? Perché Mattiola lascia dopo un anno, ma mi pare che per lei sia più un attaccamento familiare a questo punto. È indubbio questo. Diciamo che la questione Mattiola l'aveva già detto un anno fa che avrebbe fatto solo un anno proprio per sopperire a mio cognato che si era ritirato per problemi di salute, no? Fortunatamente rimediate. Quindi a quel punto, vedendo la difficoltà di trovare una persona alternativa, io essendoci dentro perché sto dando anima e corpo a quella società, ho deciso anche per la continuità di famiglia, perché mio suocero ha fatto il presidente per parecchi anni, negli anni 70, Paolo De Nicolo per altri 4, e continuo anch'io. Allora continuiamo e che siamo alla vigilia proprio della partenza, dell'inaugurazione anche della presentazione della squadra il 23, è un nuovo campionato. Che campionato sarà? Un campionato tranquillo, un campionato formato da tanti giovani, no? Abbiamo pescato nel nostro vivaio, che penso che sia fra i più importanti della provincia, e qualche nuovo innesto anche di persone di una certa età, non bambini. Comunque indubbiamente abbiamo abbassato la media. Sarà un campionato di eccellenza, bello sicuramente come l'altro anno. Secondo me è ancora più bello perché ci sono l'inserimento di alcune squadre importanti, vedi il Treviso, il Porto Mansuè, anche se è un paesino piccolo, però sappiamo a chi è in mano, no? Quindi dopo c'è la caduta di Motta, Montebelluna non sappiamo se andrà in D, qui è un po' difficile, comunque il campionato sarà veramente fantastico perché è un derby continuo. Quindi il 23 presentazione, gli aggiustamenti ci sono stati un po' in tutti i reparti. Sì, in tutti i reparti, nella parte diciamo dove abbiamo speso meno, per modo di dire, è la parte degli attacchi, perché è rientrato Frezza, che era la nostra punta che ha giocato in Serie D, segnando anche 12 gol. Quindi rientra perché lui adesso ha finito il triennio di ingegneria e ha più tempo da dedicarsi allo sport. Presidente, che presidente sarà? Ma io penso nella continuità di quello che hanno fatto i miei predecessori. È indubbio che sono una persona presente e continuo ad andare in panchina perché l'ho fatto per diversi anni. È difficile che un presidente vada a farlo, però io mi sento vicino ai miei ragazzi. E un presidente vicino, quindi un presidente che si sente di promettere qualcosa? Ha detto già campionato tranquillo. Campionato tranquillo, non vogliamo cercare di sforzare, vedremo più avanti, no? Perché indubbiamente la voglia di tornare in D c'è, ma non subito, insomma. Al 23 e buon lavoro. Grazie a tutti voi.
Queste le parole di Mario Piovesana, quindi in bocca al lupo al Presidente e a tutta la società del Clis Carini Pivigina. Cambiamo sport, siamo sul basket e TVB per quanto riguarda. Abbiamo aperto anche la pagina del Gazzettino di oggi proprio perché ci aiuta a scoprire insieme la nuova stagione della TVB. Sono arrivati i calendari, sono stati pubblicati, la rincorsa del Palaverde, titola il Gazzettino di oggi, la caccia alla Serie A1 scatterà contro Ferrara. Era da 4 anni, pensate, che la De Longhi non debuttava in casa, quindi debutto il 7 di ottobre in casa contro Bondi Ferrara. Poi la seconda giornata sarà a Piacenza in trasferta contro la Baccherie Piacenza e poi contro Fortitudo Bologna in casa il 21 ottobre. De Longhi Treviso, Fortitudo Bologna. De Longhi poi fuori a Cagliari il 24 ottobre e la quinta giornata ancora in esterna il 28 di ottobre contro la neopromossa 100, quindi sarà, almeno sulla carta, potrebbe essere una partita facile, una partita ancora senza grossi problemi. Allora, questo nel girone est, dove l'esordio, appunto, come abbiamo detto, sarà in casa il 7 ottobre. Lasciamo la TVB e passiamo alla Rucker Sanve, che è la squadra di San Vendemiano, che esordirà invece non in trasferta ma a Lecco il 7 di ottobre. In casa la Rucker Sanve si ritroverà il 13 ottobre contro l'Urania Milano. Da ieri pattuglia del Benetton, rimaniamo su questa camera, scusate, da ieri la pattuglia del Benetton Treviso Rugby, dall'altro giorno anzi è a Calalzo per la preparazione in montagna, ci sono circa 44 giocatori che si stanno giocando e che si stanno alternando sul campo e in palestra per la seconda parte di questa preparazione estiva, poi sabato nuovamente la discesa alla Ghirada. Intanto arrivano anche in questo caso, anche per quanto riguarda questo campionato, le date del Pro 14. Benetton esordio in Galles il 1° di settembre, doppia trasferta per Benetton invece il 24 novembre e il 1° dicembre per quanto concerne le trasferte in Sudafrica, quindi doppia trasferta. Derby con le Zebre fissato il 1° e il 22 dicembre in esterno, il 29 in casa a Monigo, poi ce ne sarà un altro a fine aprile, la finale il 25 maggio. Adesso vi raccontiamo e testimoniamo, come abbiamo fatto ieri, quello che è successo a Pieve dal Pago sul lago di Santa Croce, bellissimo scenario, bellissima sede di gara per quanto riguarda il triathlon che si è disputato domenica scorsa. Allora andiamo a sentire adesso, ieri abbiamo sentito le voci dei protagonisti, oggi quelli che hanno organizzato, che sono ugualmente importanti. Sentiamoli. Sì, una grande manifestazione. Una collaborazione con la Silca ormai che dura da 4 anni e una festa che noi vogliamo continuare a promuovere perché è una valorizzazione sicuramente del nostro territorio con sport tipici della nostra conca dell'Alpago. Ho visto un sacco di gente, ho visto molti partecipanti, siamo felici che l'organizzazione abbia trovato in questo sito un posto dove poter sviluppare questa loro iniziativa. Ne abbiamo discusso anche l'altro giorno, ora siamo a livello italiano, siamo a livello di gare di questo tipo, perché no puntare un po' più in alto e magari andare su qualche iniziativa a livello internazionale. Credo che il sito lo meriti, credo che l'organizzazione che segue questa iniziativa sia all'altezza per poterlo fare. Beh, credo che sia una delle più belle edizioni della Silca Cup, sia in termini numerici ma anche in termini organizzativi, perché tutto sommato qui adesso ci sono ancora pochi arrivi, credo, in zona che ormai sono qui vicini e tutto è andato bene, a parte proprio una piccola caduta proprio del nostro atleta, tra l'altro, che stava tentando di andare in testa alla gara, ma comunque cose normali che possono succedere, nulla di grave. Per il resto mi sembra molto bene, il pubblico ha risposto moltissimo, e la pista ciclabile era piena di gente, applausi a tutti, e fino anche a chi è arrivato adesso, cioè vuol dire quasi più di 3/4 d'ora dopo del primo. Questo cosa vuol dire? Che il triathlon è sempre in evoluzione, c'erano infatti ben 40 atleti che facevano per la prima volta il triathlon, e quindi questo fa onore al triathlon ma anche a noi organizzatori.
Grande successo, grande prestazione, triathlon come avete sentito, quindi 2 ruote e rimaniamo nelle 2 ruote, andiamo a Pordenone nel vicino Friuli perché al Bottecchia, al velodromo, il 24, 25, 26 e 27 è aumentata di una, non più le 3 sere ma le 4 sere di questa grande kermesse pordenonese, con Elia Viviani presente in forma strepitosa, accolto alla grande dal folto pubblico presente in tribuna. Una serata insomma da sold out per il segnale, un segnale forte perché la pista sta ripartendo, lo ha sottolineato anche Elia Viviani che è un po' lo specialista, lui ha cominciato proprio con la pista per poi dedicarsi anche alla strada, però lo ha dichiarato, lo ha detto, ha invitato i giovani a fare la pista, a correre in pista perché è importante e ne guadagna naturalmente poi anche tutto il movimento. Bene, questo per quanto riguardava la prima serata, ne continueremo a parlare anche nelle prossime, sono 4 le serate, 24, 25, 26 e 27 a Pordenone al Bottecchia, non mancate. Eccoci per chiudere con la nostra inquadratura centrale, per darvi l'appuntamento a domani sera, 19:30, 23:30 in replica registrata, canale 813 del digitale terrestre, soltanto per il momento per la provincia di Belluno, e naturalmente non dimenticatevi la nostra web tv che è www.venetoglobe.com, lo spazio è quello dedicato al mondo sportivo. A tutti voi, buona serata!